Ben ritrovati in studio in diretta, approfondimento dedicato ai temi finanziari e immobiliari. Parliamo quest'oggi di successioni ereditarie, di polizze e di tasse. Tutto quello che c'è da sapere anche in relazione ai vantaggi fiscali che sono applicabili per legge. Ne parliamo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. E Omar Grigolo, agente immobiliare. Ben trovato anche a lei. Buongiorno. Eccoci qui. Allora, facciamo un attimo un passo indietro, partiamo dalla scorsa puntata, avevamo parlato dell'andamento del mercato azionario, spesso anche di difficile comprensione, e di investimenti. Abbiamo parlato di quelle che possono essere le strategie più corrette, più adeguate da attuare per approcciarsi ad investire i propri risparmi, ma non soltanto in relazione ai prodotti finanziari, anche in relazione a quelli che sono appunto gli investimenti immobiliari. Che riscontro avete avuto da questo tema molto specifico e anche interessante? È stato un riscontro interessante, sbalorditivo posso dire, l'interesse che è sollevato, insomma ce n'è stato, ecco, abbiamo ricevuto diverse telefonate per insomma, i temi emersi, per quel che riguarda la gestione dei patrimoni, per quel che riguarda me, nello specifico ho incontrato diverse persone per capire se le posizioni in essere erano adeguate alle persone. Insomma, devo essere sincero, stiamo ricevendo fiducia insomma, proprio perché insomma, quando si parla dei risparmi sì, che spesso si mettono da parte con tanta fatica, capire la giusta soluzione, insomma, e il modo adeguato per trattarli e mantenerli è sicuramente importante. Sì, mi ha fatto un po' sorridere un aspetto che è emerso, che è scivolato su così, insomma, una prassi che utilizziamo spesso, cioè quella di restituire fiducia fin dall'inizio a chi ci dà fiducia. Un piccolo esempio, quello di azzerare i costi dei conti, che è stato di enorme interesse, molto gradito, ecco, sì, lo confermo, lo facciamo per davvero, è una di quelle cose che pensavo fosse un piccolo gesto, ma noto che riscontra molto gradimento, quindi sì, continueremo. Apprezzato. In realtà abbiamo anche deciso di dare qualche altra chicca a chi continuerà a chiamare, quindi insomma, ma questo lo diremo a chi va... A tempo debito, sì. Non possiamo svelare nulla. Allora Grigolo, dicevamo anche dal punto di vista degli investimenti immobiliari, anche da questo punto di vista appunto la scorsa puntata ha suscitato numeroso interesse da parte dei telespettatori, proprio perché come dicevamo l'investimento può essere anche l'acquisto di un immobile, no? Sì, decisamente ha avuto un grandissimo riscontro, veramente sinceramente anche un po' al di là delle aspettative. E orientativamente c'è stata una grandissima affluenza delle persone nell'interessamento di investimenti nell'acquisto degli immobili della nuova costruzione. Cosa che più volte mi è stato praticamente detto, non pensavo fosse possibile, voglio capirne di più. C'era chi giustamente un attimino colto dalla curiosità ha voluto approfondire, chiamare e interessarsi, chi capendo quali potevano essere le zone, perché avevo sottolineato il fatto che questo tipo di opportunità ovviamente le gestisco per gli immobili che io anche personalmente gestisco, non posso fare affidamento a tutto quanto. Ecco che ho approfondito il fatto in alcune zone specifiche e sono stato molto felice proprio di dar fermezza su ciò che è stato detto e quindi esponendomi anche proprio direttamente, e altrettanto le persone giustamente hanno colto intanto la valutazione di queste opportunità, sempre legato al fatto di se le persone vedono un'opportunità, un interessamento si procede, in caso contrario senza nessun tipo di problema, diciamo amici come prima. È stato bello poter confrontarsi, poter far vedere una visione diversa. Le persone hanno colto il messaggio in maniera diciamo automatica, dove l'impronta iniziale comunque facciamo una valutazione, cioè da una strada iniziale dove loro stanno percorrendo, avere la possibilità di valutare a costo zero una seconda strada è solamente che un piacere, quindi ho visto un buon riscontro, sono veramente contento. Lei per esempio ha parlato di investire sulle nuove costruzioni, sì. Questo è anche un tema che ha suscitato interesse, no? Perché è una domanda che spesso molte persone si pongono. Sì, allora mi è arrivato sia l'interessamento diciamo dai privati, quanto anche non da poco da dei professionisti. Professionisti che anche lì mi sono stato un po' sorpreso
in quanto volevo capire anche da parte loro cosa significasse praticamente questo tipo di interessamento, perché tante volte i professionisti non sono legati molto all'investimento, ma giustamente legato al proprio lavoro. E di per sé mi hanno contattato, tra l'altro anche nella giornata proprio quotidiana ho avuto un incontro con un professionista dove abbiamo analizzato quale potesse essere delle aree edificabili, ok? E capire come poterle sviluppare, perché giustamente il pensiero suo, che è stato anche molto veloce, è stato nel momento in cui c'è un interessamento, le persone si spingono anche negli investimenti immobiliari di nuova costruzione, vuol dire che comunque c'è un mercato, c'è un'affluenza. Ecco che magari ci sono dei professionisti che hanno alcuni lotti di terreno magari inutilizzati da un po' di tempo, non a carico ma di gestione dei propri clienti, e quindi abbiamo aperto quale potrebbe essere uno sviluppo orientato al fatto che il professionista non ha il contatto diretto con l'acquirente. D'altra parte io fortunatamente sì, so cosa mi chiedono e nello stesso tempo anche cosa manca nel mercato in una determinata zona. Ecco che lì è nata fortunatamente, diciamo, una partecipazione, una collaborazione affinché si possano sviluppare nuovi interventi sia di piccola taglia quanto anche di grande taglia, perché fortunatamente non ci spaventiamo, comunque siamo strutturati a monte anche negli interventi molto molto importanti. Un interessante scambio e condivisione di quelli che sono appunto gli interessi. Sì. Il primo tassello però rimane sempre la fiducia che si riesce a instaurare con il potenziale cliente, con i professionisti, insomma è quello il punto di partenza fondamentale. Sì, allora è una piramide rovesciata che poggia su un punto che è la fiducia. Il rapporto col professionista si sviluppa da una base di fiducia e poi insomma prosegue portando risultati. Noi facciamo questo fondamentalmente, Omar come me lavora con la fiducia delle persone. Mi riaggancio al discorso delle telefonate ricevute la volta scorsa. Uno dei temi che mi ha particolarmente colpito è l'aspetto ereditario, visto che abbiamo oggi... Suscita interesse tra l'altro molto. Sì, infatti l'equità di trattamento degli eredi è stato un tema che ha toccato molti animi. Questo Perché credo preoccupino un po' all'interno delle famiglie, no? Ma più che preoccupano. Fare le cose giuste. Sì, penso che sia... la naturale evoluzione di un genitore è quella di voler lasciare ai propri figli, eredi, insomma, moglie, compagni, ok, qualcosa che sia giusto per dare equità appunto di trattamento. Insomma, gli eredi sono in una posizione felice dal punto di vista economico, patrimoniale, meno felice dal punto di vista morale, quindi già il devasto emotivo non è una bella cosa, aggiungere anche difficoltà finanziarie non è bello. Quindi di solito vedo che le persone hanno gradito molto suggerimenti in questa linea. Oggi tra l'altro volevo fare alcuni approfondimenti anche in questo tema. Adesso... Certo, abbiamo detto appunto che parliamo di successioni ereditarie, sono molte le domande che vi sono arrivate, molte curiosità. Perché questo secondo lei? Perché c'è ancora poca informazione da questo punto di vista? Ma allora, al di là che c'è poca formazione, a scuola non si studia l'eredità, è una di quelle materie non scolastiche, però che impatta tutti nella vita, che impatta dal giovane all'anziano, tutte quante le fasce. C'è anche un po' di scaramanzia, diciamocela tutta, perché di fatto le persone evitano di parlarne. Non è che a cena tra amici si discute del setting della propria eredità, questo non è un discorso molto popolare, però sta di fatto che tutti abbiamo questa necessità. E comunque qualche dubbio, qualche perplessità, qualche desiderio da secondare c'è sempre, perché le famiglie si evolvono in modo a sé, ognuna a suo modo, e quindi dare seguito alle volontà non è proprio così automatico. Spesso e volentieri, non tanto perché uno non sappia dove deve andare il proprio patrimonio, ma magari ha anche delle difficoltà o delle relazioni non propriamente ok con parti della famiglia, e quindi non solo bisogna capire dove andrà il mio patrimonio, ma anche dove non voglio che vada il mio patrimonio. Quindi districare qualche situazione, diciamo così. Sì, decisamente capita sì. Anche questo. Anche dal punto di vista degli immobili? Decisamente sì. Decisamente sì, in quanto è diciamo una conseguenza. Nel momento in cui a monte ci sono magari delle problematiche e poi vengono giù, quindi nel momento in cui ci riceve un immobile in eredità e gli animi non sono perfettamente in linea, si possono purtroppo scontrare in uno stallo appunto dell'immobile e di conseguenza un futuro realizzo inferiore del valore. Ecco che nel momento in cui l'immobile praticamente non viene utilizzato,
di per sé sfortunatamente, come quasi ogni cosa presumo, ha delle tipo di conseguenze. Ad esempio un immobile totalmente vuoto, non riscaldato e via dicendo, può purtroppo crearsi una sorta di umidità, una sorta di muffa, delle conseguenze che non sono piacevoli. Quindi un degrado, insomma. Un degrado, che poi si trasforma ovviamente in un possibile argomento da trattare con l'acquirente e che un po' scomodo e che porta a un valore di realizzo un po' inferiore. A quel punto mi trovo davanti sia quotidianamente ma anche con delle persone che ho contattato, che mi hanno contattato e abbiamo parlato in questi ultimi giorni, e il pensiero più veloce è: a questo punto do una bella pitturata, una bella rinfrescata interna in modo tale da presentare l'immobile nel miglior modo possibile. Diciamo che inizialmente l'impatto è giustissimo, quindi il primo asset è: ok, la casa è tenuta bene, quindi è tutta quanta bella sbiancata. In secondo luogo, magari non in presenza dell'effettivo proprietario, ma in seconda battuta, nasce sfortunatamente il discorso di: ma sotto cosa c'era? Ecco che mi risulta un po' difficile tante volte affrontare questo tipo di discorso, perché come posso spiegare che al di sotto c'era o non c'era qualcosa? Alcuni lo fanno anche in buona fede, e il concetto è capire cosa arriva dall'altra parte. Ecco che per questo anche in questi incontri invitiamo le persone prima di fare alcune azioni, contattare chi è più nel settore, ma perché ha proprio la possibilità di parlare magari come me 6 giorni su 7 con degli acquirenti, per capire quali possono essere anche le conseguenze, perché alcune cose che possono essere fatte in maniera naturale e positiva magari non danno lo stesso effetto. Questa è una cosa che l'ho toccato con mano, la sto toccando sempre di più. Porta giustamente a degli screzi su cosa vuole fare uno, cosa vuole fare l'altro, e purtroppo a lungo andare porta sfortunatamente a un abbassamento di valore, un allungamento dei tempi. E la cosa un po' particolare che ho notato è che allungandosi i tempi, dopo giustamente ci sono anche alcune persone che hanno in capo questa eredità e hanno già la loro età, queste persone. E mi viene esposto un po' una battuta, se così vogliamo chiamarla, o comunque una situazione che nel momento in cui magari riescono a vendere, ok, hanno un po' di paura addirittura nella vendita. Cosa che mi sorprende, come dire: ma se stiamo cercando la vendita, cosa che ti sorprende? Sorprende il fatto del capitale praticamente che poi viene inserito nel conto corrente, e fa: ma cosa me ne faccio? Nel senso, alcune persone non hanno magari il bisogno di avere un capitale perché continuano comunque a vivere con la stessa tipo di situazione. E quindi diventa un po' particolare un discorso: ma se io vendo mi diviene praticamente questo capitale nel conto corrente, cosa me ne faccio? Anzi, la battuta è le banche me lo mangiano, e quindi diventa praticamente più un problema che un'opportunità. E ovviamente rimango un attimino di stucco, come dire: attenzione, possiamo ovviamente districare questo tipo di situazione, perché fortunatamente nel momento in cui abbiamo un immobile che va sempre più degradato, già lì ne perdiamo. Ovviamente mantenere un immobile comporta anche avere un IMU purtroppo da pagare, un'imposta che purtroppo ci dobbiamo far fronte. E d'altra parte avere invece un capitale nel conto corrente con dei giusti professionisti, per quello c'è un po' di sinergia, c'è della bella sinergia con Mauro, e può essere preso capitale, gestito su un'ottima maniera e di conseguenza dare degli ottimi frutti. Quindi, insomma, questa preoccupazione penso sia abbastanza ricorrente, no? Poi... È la preoccupazione questa, certo. Anche perché ne discutevamo la scorsa puntata, che è bene avere insomma un conto corrente, una cifra sostanziosa, cosa si può farne, è il caso oppure no? Insomma, è una preoccupazione frequente. Sì, diciamo che capisco la base di ragionamento dalla quale scaturisce quel pensiero di cui parlava Omar. Mi conviene impiegare liquidità? Non mi conviene. Dipende. Oggi questi ragionamenti dell'erosione di capitale sono spesso e volentieri figli di una gestione da parte dei miei competitor, dei miei concorrenti, che devono sottostare ad una logica di budget. Cioè, io vedo i portafogli quando le persone mi si presentano e vogliono un'analisi finanziaria della propria posizione. Intanto partiamo dall'inizio, la prima cosa che chiedo è: tu che cosa vuoi?
primo. Secondo, vado a vedere che cosa ha in portafoglio per capire se quello che ha in portafoglio è allineato con quello che vuole. La maggior parte delle volte, non sempre, ma la maggior parte delle volte così non è. Allora io penso tra me e me, ma non è capace a spiegarsi? Perché a me ha spiegato correttamente la situazione. Vuoi vedere che forse è stato vittima della logica di budget? Tradotto. Per raggiungere alcuni target di vendita gli altri enti finanziari spesso e volentieri collocano prodotti, quindi io vedo il ragazzo giovane, meno giovane, rischio, non rischio, lungo termine, breve termine, cedola, non cedola, i portafogli sono tutti uguali, allora non c'è molta consulenza su questo ed è esattamente il punto sul quale si fonda la mia attività. Di fatto io lavoro come sarto su misura, quindi tailor made dicono gli americani, perciò devo capire quali sono le esigenze della persona che mi sta davanti, capire se vuole rischio, non rischio, breve termine, tutte le situazioni, e all'interno del parco che mi delimita il cliente, dei paletti che mi dà il cliente, devo trovare le soluzioni migliori per lui. Quindi ho la risposta giusta, non ho mai la risposta giusta in generale, ho la risposta giusta per te, caro interlocutore. Questo poi, siccome non succede frequentemente, è quello che di fatto mi ha dato la fortuna di crescere nel tempo. Ho sempre adottato questo stile e vedo che funziona. Non è così usuale, infatti, ripeto, vedo portafogli molto simili in base agli istituti. Determinati istituti collocano sempre determinati prodotti per avere maggiore redditività l'istituto e non il cliente. Quindi questo è un po' il tema. Di fatto, questo poi si aggancia ad un altro concetto che è quello che vogliono le famiglie. Tutti vogliamo serenità, tranquillità, e il mio mestiere fa parte di questo tassello, è un tassello importante di fatto, perché avere qualcuno che gestisce il tuo patrimonio, che sai che fa quello che tu gli hai chiesto, cioè e consegna quello che tu gli hai chiesto di consegnare, è quella la differenza. Io non sono magico, non ho la bacchetta magica, le crisi di mercato, i mercati che salgono e che scendono, sono per tutti difficili da gestire o più semplici da gestire, però ripeto, se abbiamo rispettato quello che chiede il cliente non ci sono sorprese, e questo è già un aspetto importante, uno. E questo poi genera fiducia nel tempo. Ad oggi diciamo che insomma la base principale del lavoro è proprio questa qui, e dopo bisogna ovviamente saperlo fare, ma sui contenuti posso dire, dopo 15 anni che facciamo questo mestiere, sui contenuti sono tranquillo, ecco. Sull'aspetto relazionale umano ci vuole anche la capacità di capire le persone e far capire che hai capito, non è così scontato. Certo, lei diceva insomma che lo scopo è quello di avere una serenità, no? Nella gestione del patrimonio, nella gestione degli immobili, ma anche semplificarsi la vita, e quindi spesso le persone vogliono un'unica figura di riferimento professionale che si occupi di tutto quello che può essere la gestione del patrimonio o la vendita di un immobile, no? Sì, diciamo che le persone giustamente hanno l'ambizione di poter avere un punto di riferimento che prenda in mano la sua situazione, togliere i pensieri e arrivare agli obiettivi. Fortunatamente, facendo comunque capo a una struttura ben organizzata, riusciamo a fare questo tipo di situazioni anche per chi vuole non solamente vendere la propria abitazione in un determinato paese, ma anche acquistare in un paese limitrofe o piuttosto che anche in una provincia vicina. Avendo una copertura capillare, diciamo, in tutto quanto il Veneto e anche nelle regioni limitrofi, questo è possibile farlo, ovviamente con tutto quanto il tempo che ci abbiamo messo nel farlo, ma questo comporta una facilità e una comunicazione molto veloce, in quanto facendo capo tutti quanti a un database comune, possiamo passarci l'informazione a favore del cliente per accorciare quali possono essere le tempistiche e di conseguenza il risultato. Le persone lo percepiscono, magari alcune volte non subito, perché deve essere spiegato bene. Infatti uno dei temi principali è una grande spiegazione nell'attività che si andrà a fare, quindi far partecipare anche al proprietario di casa del tipo di attività che verranno fatte per il suo mobile e per se stesso per il raggiungimento del suo obiettivo, sia per parte di chi acquista casa quanto anche da parte di chi compra l'abitazione, in quanto ci si affaccia all'acquisto di casa ancora con una giovane età. Ecco che le persone giustamente: cerco casa, vado a vederle, questo qui è il primo pensiero che viene fatto, piuttosto che vado in una banca a capire quale potrebbe essere anche il credito che mi viene dato per l'acquisto dell'immobile. La sfortuna magari che alcuni istituti, prima di dare comunque la possibile risposta, vogliono che sia stato trovato prima l'immobile, e di conseguenza io ricevo numerose persone dove vorrebbero acquistare casa, ma il capitale o comunque il budget effettivo è un po' sconosciuto.
Ecco che diventa fondamentale tutta quanta la struttura che si è creata affinché io con una telefonata possa già capire che tipo di rata, che tipo di disponibilità, il tasso di interesse può essere applicato alla persona e farlo procedere serenamente verso una visione di un immobile che possa essere acquistato. Ecco che c'è un duplice vantaggio sia per la persona che vuole andare all'acquisto, che può permettersi quella casa, quanto anche la persona che riceve la visita, che sa che la persona è potenzialmente selezionata e capace di poter acquistare. Perché chi mette anche semplicemente con rispetto, ed è sempre una scelta, il semplice cartello appeso fuori dal cancello, possono chiamare tutte le persone, ma non vuol dire che le persone che chiamano siano effettivamente tutte adatte, certo, tutte all'acquisto. adatte, in grado di acquistare, e ovviamente dal cartello si capisce sempre poco dall'abitazione, c'è la parte esterna, ma magari l'interno non perfettamente. Beh, agganciandomi a questo tema, conoscendo i parametri con i quali l'RCO, cioè il responsabile crediti ordinari, delibera le pratiche di fido, di mutuo, bene o male sappiamo già indirizzare i clienti sul che tipo di operazione costruire per l'acquisto immobiliare, e quindi questo agevola molto i tempi, semplifica le dispersioni, infatti, perché magari tante volte appunto anche abbiamo visto casi meno fortunati di persone che si sono esposte con caparre, giusto? Sì. Che poi però non sono andate a buon fine perché pensavano di riuscire a essere finanziati e poi così non era, perché magari hanno fatto il classico passo più lungo della gamba. Queste sono situazioni molto spiacevoli. Avendo interrogato a monte i professionisti o capendo qual è la capacità massima di indebitamento, lì insomma si può ragionare e risolvere situazioni che possono diventare problematiche e anche dolorose dal punto di vista economico, perché insomma Decisamente. Come fate voi però a individuare quello che è il target più corretto, a selezionarlo e proporlo a chi insomma, ha una casa in vendita? Allora, fortunatamente la gestione, che quindi parte tutto quanto da monte, quindi proprio l'organizzazione di cui faccio parte, è strutturata nel fatto di acquisire tutte quante le informazioni ovviamente dell'acquirente o della possibile persona, ovviamente già informare del possibile prodotto che si ha a disposizione, oppure diciamo categorizzarlo mettendo all'interno di un database che può essere a piacimento effettivamente preso. Ecco che questo mi permette di avere diciamo un bagaglio di informazioni e di persone che stanno comunque cercando, perché almeno da parte nostra ce ne sono notevolmente ogni settimana, facciamo proprio fatica da una parte anche a gestirle, ma anche lì abbiamo una persona messa apposita per poter comunque dare delle sorte di risposte, di considerazioni piuttosto di attese, in quanto ci sono comunque delle affluenze verso determinati tipi di immobili dove c'è diciamo un'attesa piuttosto che c'è una tipologia più richiesta di un'altra, e di conseguenza giustamente si devono cercare di tenere rapporti con tutte quante le persone e informate. Dopo da una parte non dico chi è il più veloce meglio prende l'abitazione, ma alcune volte purtroppo capita in questa maniera, in modo tale che purtroppo gli immobili non possono essere replicati a piacimento, giustamente c'è un interscambio di informazioni. Fortunatamente facciamo capo a questo database che riusciamo proprio a selezionare, facendo un'analisi interna, riusciamo proprio a portare le persone qualificate all'interno di un'abitazione. Le persone lo apprezzano veramente in maniera decisa, quindi lì vediamo un risparmio del tempo da parte del proprietario di casa, quanto anche di chi acquista, anche perché da parte di chi acquista è sempre un po' tiranno il tempo nel venire in visita dopo lavoro piuttosto che il sabato, alcune volte anche la domenica, perché giustamente bisogna lavorare per poi pagare il mutuo piuttosto che essere a disposizione nell'acquisto. Quindi è anche fondamentale andare a vedere un'abitazione che possa essere sia in linea alle caratteristiche quanto anche a livello di budget. Questo deriva da un'analisi precisa prima, quindi non portare tutti un po' a vanvera, ma fare un colloquio e portare persone decise all'acquisto. Certo, insomma con una selezione attenta si riescono poi ad accorciare anche quelle che possono essere le tempistiche, che spesso possono anche allungarsi proprio perché appunto il target poi non è corretto. Esattamente, esattamente. Lì una cosa non da poco che sto vedendo da un grande piacere il poter anche ad esempio erogare dei mutui all'effettivo allo stesso valore dell'immobile, quindi i famosi mutui al 100% ancora ad oggi, avendo fortunatamente uno storico di un reparto diciamo, dell'organizzazione che si occupa nello stringere degli accordi con degli istituti al fine di trovare il prodotto più giusto per la persona, ma erogando anche totalmente appunto il valore della casa. Ecco che solamente facendo un preventivo spese
e capendo qual è la capacità necessaria per acquistare l'immobile solamente appunto la parte delle spese, il resto possiamo tranquillamente organizzarlo e farlo erogare dall'istituto bancario predisposto e designato dal consulente, e di conseguenza c'è tutto quanto una ruota che va molto migliore. Vedo che le persone lo apprezzano molto, perché tante volte il 100% è sempre stato una parola o comunque un discorso fatto in generale, ma tanti non sanno magari che c'è questo tipo di opportunità nel mercato. Certo. Da parte nostra c'è la grande possibilità. E questo è un tema, credo, molto sentito soprattutto dai giovani, che spesso hanno la necessità di fare un mutuo e di farselo erogare al 100%, no? Sì, diciamo che sì, questo è un tema molto sentito dai giovani. A volte invece ci sono anche altre opportunità, che magari non sempre l'immobile lo si acquista con il mutuo, lo si acquista anche con la liquidità propria. Certo. Oggi ci sono anche scenari, e qua c'è una finanza un po' più strutturata per chi ha tasche più capienti, al posto di utilizzare i soldi per comprare un immobile, magari uso il mio denaro per investire e portare a casa un tasso positivo, e mi faccio finanziare dalla banca, che di fatto mi presta i miei soldi ad un tasso minore rispetto a quello che mi rende il mercato. Queste sono operazioni, adesso l'ho spiegata così certo, però insomma ci sono queste possibilità. Esatto, ci sono diverse soluzioni, quindi sì, fondamentalmente riusciamo ad abbracciare un po' il mercato in modo laterale, e questo permette appunto di dare le soluzioni su misura, quello che dicevamo prima di fatto. Torniamo prima di andare in pubblicità velocemente sul tema delle successioni ereditarie, perché abbiamo detto che è un tema particolarmente caldo e insomma che suscita sempre grande interesse e tante curiosità. Per esempio, come si fa a calcolare il patrimonio che poi passa in successione agli eredi? Sì, questo è un tema importante, nel senso che il patrimonio che va in successione agli eredi si chiama asse ereditario. L'asse ereditario fondamentalmente è dato da una formuletta semplicissima, che è relictum, cioè tutto quello che fa capo alla persona che viene a mancare, meno debitum, quindi tolta la parte debitoria, più donatum, quindi le parti donate in vita ritornano a far parte del patrimonio per il calcolo dell'asse ereditario. Poi magari facciamo un approfondimento su questo, perché è un tema un po' delicato. L'asse ereditario, la composizione dell'asse ereditario è quella che poi va divisa fra gli eredi, è la parte, è il patrimonio, il tesoro, non so come chiamarlo, sul quale vengono calcolate le imposte, le tasse di successione. Insomma, è il punto sul quale si deve ragionare. Ci sono strumenti che permettono di ridurre l'entità dell'asse ereditario, perché escono dal calcolo dell'asse. Lo Stato stesso mette a disposizione alcuni strumenti che permettono di gestire questo tipo di importo, ok, di totale. Cosa si intende, scusi se la interrompo, per asse ereditario? Per asse ereditario, all'interno dell'asse ereditario rientra tutto quello che fa parte della persona che viene a mancare, esempio gli immobili, le quote societarie, i soldi, gli investimenti. Quindi l'insieme tutto degli quello averi, che fa parte. diciamo così. Sì. Si può ragionare sul come costruirlo. Faccio un esempio. Le polizze, e questo è un tema importante, escono dal calcolo dell'asse ereditario. Faccio un esempio: se io con tutti i miei averi arrivo al limite, eccedo il limite della tassazione secondo la normativa italiana, andrò a pagare le tasse di successione, mentre se una parte del patrimonio lo andassi a spostare in una polizza, ecco che questo non viene considerato e potrei rientrare nella parte dove magari defiscalizzo, quindi vado a pagare molte meno tasse, o addirittura in alcuni casi le azzero pure. Quindi dipende, va sempre costruito, va capito, perché ci sono casi in cui i patrimoni sono consistenti, è da costruire caso per caso. E ci sono molte variabili in capo. Conta anche quanti sono gli eredi, perché ci sono delle franchigie entro le quali non si paga tasse e oltre le quali invece c'è una tassazione. Bisogna capire proprio come costruire il patrimonio. Le polizze sono uno strumento molto buono per incidere dal punto di vista successorio, considerando anche il fatto che poi le polizze permettono di lasciare il patrimonio direttamente agli eredi, perché hanno una struttura particolare dal punto di vista legislativo,
e quindi alla morte del proprietario, del contraente, entro 30 giorni l'importo versato all'interno della polizza andrà direttamente agli eredi che io ho designato in polizza. Certo. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo per cercare di capire anche in che modo si possono ridurre o proprio evitare i costi per tramandare l'eredità, diciamo così, ai figli, con anche qualche domanda che è arrivata da casa. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta con il nostro approfondimento finanziario e immobiliare. Riparto da Mauro Schileo perché stavamo parlando poco fa di quelle che sono le successioni ereditarie. È possibile in qualche modo ridurre la tassa di successione? Allora, è improprio, sì, nel senso è improprio dire ridurre la tassa di successione perché sono delle aliquote, cioè delle percentuali fisse. Si può ragionare sulla base di calcolo su cui applicare queste aliquote. Mi spiego meglio. Faccio l'esempio, torno all'esempio di prima. Se l'asse ereditario, cioè il totale sul quale andrò ad applicare le tasse, è di una certa entità, deviando una parte, parlando di polizze ad esempio, deviando una parte del patrimonio sulle polizze, la base di calcolo si abbassa e questo fa sì che appunto una percentuale su un numero più piccolo generi un minore impatto fiscale o addirittura, se questo mi fa rientrare nelle franchigie, lo vada ad azzerare. Quindi sì, si può fare, questo è un esempio, ci sono diversi esempi. I titoli di Stato per esempio non entrano all'interno del calcolo dell'asse ereditario, ci sono diverse soluzioni. Quindi sì, bisogna costruirlo ovviamente sempre su misura. Certo, capendo bene quello che è l'asset del patrimonio anche. Proprio per quel che riguarda le successioni ci è arrivata una domanda attraverso i social. Ci chiedono se è possibile escludere uno dei figli dall'asse ereditario e quindi se è possibile appunto escludere uno dei figli che tecnicamente sarebbe un erede, no? Certo, gli figli sono sempre eredi. Allora, la risposta corretta è no, non si può escludere, nel senso che ci sono degli eredi che non sono scalzabili in alcun modo, il coniuge, i figli, insomma, ci sono tutte le tabelle che prevedono questo. Certamente però è mia facoltà, essendo io proprietario dei miei beni, indirizzare i beni a favore di un erede piuttosto che un altro e ci sono dei limiti entro i quali stare, dipende dalla composizione familiare. Faccio un esempio, se io avessi una moglie e 2 figli e voglio privilegiarne uno piuttosto che un altro, perché magari, faccio un esempio, ma non per cattivi rapporti necessariamente, perché magari semplicemente in vita un figlio è rimasto con me nell'attività di famiglia, mi aiuta a portarla avanti, mentre l'altro si è sposato all'estero, ha cambiato vita e quindi continua a fare quello che fa. È giusto trattarli in modo equo 50-50? Magari no, quindi forse privilegiarne uno piuttosto che un altro può essere interessante. Lo posso fare, sì, entro certi limiti e questo lo si fa attraverso un testamento, attraverso le polizze, ci sono diversi metodi per riuscire a dare equità appunto di trattamento a tutti i miei eredi, perché fondamentalmente poi si tratta sempre di volere bene alla famiglia e cercare di lasciare serenità a chi resta dopo di noi fondamentalmente. Questo vale se la persona è in vita e ha fatto una successione in vita, no? Io dico spesso che cambia un po' l'aspetto dei desideri che possono essere realizzati o no, se la persona non c'è più. Certo, sì. In questo caso, qualora non avessi deciso nulla in vita, dovrò subire, tra virgolette, quella che è la tabella statale fondamentalmente con tutto quello che ne comporta, con tassazioni, se sarà da applicare tassazione, con trattamento uguale per erede e quindi probabilmente lasciando qualche dissapore tra gli eredi, qualche costo in più. Facendo attenzione prima, questo è una partita che si può giocare vincendola in maniera semplice, ecco. Però certo, bisogna sapere come si fa e tararlo su misura. Tornando sulle polizze che avevamo accennato poco fa, come funzionano? E anche queste dicevamo non fanno parte dell'asse ereditario? No, escono proprio dal calcolo, nel senso che si dice che sono iure proprio, quindi hanno un proprio diritto, hanno una vita propria. E questo significa che una volta versato una parte del patrimonio all'interno della polizza, al mancare del sottoscrittore contraente,
La polizza verrà conclusa, nel senso bisogna presentarsi con i documenti adeguati alla compagnia assicurativa, che liquiderà agli eredi designati, cioè segnati in polizza, esattamente l'importo diviso esattamente come io ho deciso in vita. Questo è importante perché nel calcolo non rientra e questo può spostare l'asticella in maniera importante. Ci sono diversi aspetti, questo vale per le polizze, per esempio dove ho versato un capitale, esistono anche le polizze TCM, cioè le temporanee caso morte, cioè verso un premio, spendo 100, 1000, non lo so, per essere assicurato nel caso in cui venissi a mancare avrò un tesoretto da lasciare agli eredi, 100.000 euro, non lo so, verso 1000 per avere 100.000 in caso morte. Questo serve anche per compensare eventuali disparità, perché magari il patrimonio, sì, ok, è quello che è, ma io voglio lasciare qualcosa di più, oppure divido tutto per tutti in maniera equa e poi vado ad incentivare con eventuali altre soluzioni. Ci sono diverse soluzioni da costruire, non è così lineare, quindi tutte queste cose escono dal calcolo dell'asse ereditario e quindi vanno a ridurre il carico fiscale. Ecco, ci è arrivata un'altra domanda da casa, no? Perché appunto escono dall'asse ereditario, ma ci chiedono se convengono le polizze a livello di rendimento. Questa è una domanda interessante. Dipende, poi le polizze sono di diversi tipi, ci sono quelle a capitale garantito dove non si rischia e il rendimento normalmente a fronte è correlato al rischio, quindi molto più contenuto. Ci sono polizze ad alto contenuto finanziario, quindi fondamentalmente sono unit di ramo terzo, così definite tecnicamente dal codice civile. Questo tipo di investimenti hanno una rischiosità intrinseca maggiore e si può tarare il grado di rischio ovviamente da più tranquille, diciamo così, a più spinte e ovviamente questo comporta rendimenti correlati al rischio che si assume. Ovviamente in quel caso c'è anche la possibilità di andare in negativo col capitale perché è un investimento bello e buono, quindi non hanno la garanzia del capitale. Bisogna capire qual è la soluzione che si preferisce adottare. Quindi sì, il rendimento sulle polizze ci può essere, tra l'altro aggiungo un pezzettino, questa è una fase di mercato in cui i mercati sono in piena ripresa, usciamo da un periodo post-Covid, post-pandemia, post-guerra, post-tutto, dove i mercati sono molto svalutati. Oggi trovare rendimento, insomma, è più semplice rispetto a qualche anno fa, quindi possono essere una soluzione adeguata, sì, come sempre va gestita e come sempre avere il professionista che ti affianca e ti aiuta col freno e l'acceleratore è esattamente quello che serve per portare poi a reddito gli investimenti. Certo. Quindi. Altra domanda sulle polizze, chi è il beneficiario in caso di morte? Chi decide? Il contraente, è il sottoscrittore proprietario che decide chi è il beneficiario in caso di morte e non necessariamente deve essere una persona che rientra negli eredi. Faccio un esempio, io voglio aiutare, che ne so, il parente, l'amico, persone fuori dal nucleo familiare, posso destinare queste polizze, proprio perché non rientra nell'asse ereditario, a favore di terzi. Ci sono dei limiti ben precisi, qualora io eccedessi questi limiti rischio di essere impugnato, cioè rischio che la polizza venga impugnata e parte o tutto della polizza venga richiamato e quindi genera situazioni spiacevoli. Bisogna fare molta attenzione quando si vogliono fare queste operazioni e vanno gestite con i crismi dovuti, senza contare che voglio dire, lasciano uno strascico di malumori tra gli eredi importanti, quindi sì, certo. Cercando di fare una cosa buona si rischia di fare autogol, quindi attenzione. Quindi comprensibile Però anche sì, da questo punto di vista. Mi è capitato di farne parecchie di questo tipo di operazioni, quindi sì, spesso e volentieri è uno la strumento insomma, che si utilizza. Sì, assolutamente sì. Allora, tramite un'altra domanda che ci è arrivata da casa, dal signor Giancarlo, riusciamo a introdurre un altro tema che è anche questo molto dibattuto, di particolare interesse e ci chiedono se sia opportuno o meno donare un immobile a un figlio e appunto introduce il tema della donazione. Molto interessante anche questo. Sì, è un tema molto interessante che tra l'altro avevamo iniziato nella prima puntata e infatti avevamo anche accennato di riprenderla nel corso di queste appunto interviste. E ci fa molto piacere che Giancarlo ci abbia già anticipato, nel senso che era comunque in programma. È un tema delicatissimo, ok? Dove invito prima di tutto comunque a o chiamare o comunque appoggiarsi ovviamente a un professionista che possa dare il giusto consiglio. E donare è un trasferimento effettivo anche proprio di un immobile, ok?
e senza che ci sia passaggio economico praticamente tra le parti. Ecco che proprio questa donazione è, diciamo, se vogliamo così chiamarlo anche in maniera particolare, diciamo un regalo che una persona va a fare verso solitamente un parente. Questo, diciamo, però provoca, diciamo, delle conseguenze. La prima, che può essere piacevole chi riceve la donazione, chi ha magari l'immobile ok, pervenuto. Dall'altra parte ci sono tutte quante delle cose un po' nascoste che bisogna tenere in considerazione. Si tiene in considerazione che se il papà appunto dona, diciamo, al figlio, ci possono essere i fratelli, il coniuge o addirittura anche i genitori del donante, quindi appunto di chi ha donato l'immobile, che possono impugnare la donazione. Questa impugnazione può essere fatta per i 20 anni successivi dal giorno della donazione. Quindi c'è un lasso di tempo, insomma, stabilito. Sì, ed è appunto molto ampio. Cioè in 20 anni possono cambiare tantissime cose, possono succedere tantissime cose e possono farsi avanti numerose persone. E i rapporti tra gli eredi possono cambiare, che spesso e volentieri è esattamente la fonte dei problemi. Certo, spesso non si mette in conto anche questo aspetto. Sì, infatti all'inizio va tutto quanto bene, dopo 5 anni può essere cambiato, magari anche dopo 15 anni bisogna fare molta attenzione. Ecco che appunto una persona dopo 15 anni, facendo riferimento che il fratello magari ha ricevuto un immobile in donazione e io no, posso impugnare questa donazione e quindi riavere una parte appunto dell'immobile all'effettivo. Non da poco, anche se l'immobile è già stato venduto. Quindi se io ricevo un immobile, riesco comunque a venderlo e il mio fratello oppure mia mamma, ok, vuole impugnare la donazione, può farlo. Chi ha a quel punto l'immobile si trova ad avere il proprio immobile che ha pagato magari anche a prezzo pieno, però dall'altra parte si vede suonare il campanello delle persone che chiedono lo stesso immobile ed è molto scomodo questa situazione. È molto scomodo, era un modo di trasferire gli immobili molto di moda, diciamo, in precedenza, ad oggi fortunatamente meno perché appunto crea degli strascichi non da poco. Ed è un argomento che deve essere affrontato fin da subito per tutti quanti magari che vanno... Mi permetto, Omar, anche di aggiungere un pezzettino. Questo è un tema che spesso e volentieri crea un vincolo ostativo, cioè un limite invalicabile per la banca, perché proprio a fronte di questo tipo di situazioni la banca, quando si parla di mutui e finanziamenti, il tema è per questa parte, da questa parte del bancone, il tema è il rischio, ok? Quale rischio si assume la banca nel finanziare una persona che acquista un immobile? Questo è uno dei rischi che la banca valuta. Qualora ci fossero donazioni nel corso della vita dell'immobile, potrebbero... Una spada di Damocle, insomma, certo, che va gestita. Potrebbero far bocciare una pratica ad una persona perfettamente finanziabile e il venditore vuole vendere, il compratore vuole comprare, ma la banca non finanzia l'operazione perché questo è uno dei rischi che potrebbe emergere. Allora, bisogna capirlo prima e bisogna gestire l'immobile in maniera corretta. Certo, spesso emerge magari soltanto quando le trattative sono già avviate e già dicendo la stessa cosa, infatti mi è capitato purtroppo nel corso del tempo dove alcune persone mi hanno chiesto come gestire una situazione che purtroppo però era già quasi completata, quindi la caparra era già stata versata, è nata quel tipo di situazione, come si gestisce? Fortunatamente ad oggi ci sono ancora dei modi da poterlo gestire, ecco che magari verrà approfondito o magari per chi è direttamente interessato o magari appunto in separata sede è possibile gestire perché ogni situazione è diversa, ok? Certo. E sicuramente l'invito è prima di fare qualsiasi cosa chiamare, ok? Non nego che anche chi è proprietario di un immobile ad oggi tramite anche una semplice visura o comunque appoggiandosi a un professionista può andare a scoprire non tanto se chi ha venduto l'immobile a se stesso l'aveva pervenuto per donazione, ma anche gli altri, nel senso che proprio si va a guardare il ventennio precedente, cioè anche se sono già passati, che ne so, 2 volte passaggio di mano praticamente di più proprietà, anche per 2 volte, per 3 volte, ma rientra nel ventennio, la cosa è ancora impugnabile. Se invece è venuta a mancare la persona, la tempistica si riduce a 10 anni, però sono sempre una quantità di tempo molto importante da tenere in considerazione. Diciamo che ci sono problemi, usiamo questo termine, risolvibili, operazioni già fatte risolvibili e operazioni non risolvibili, quindi problemi che non si possono più risolvere. Prendendoli per tempo sono praticamente sempre risolvibili. Fortunatamente. Anche perché chi è che dovrebbe portare alla luce, far saltare fuori se
dietro c'è una donazione che potrebbe, appunto, come abbiamo capito, complicare le cose? Per esempio il notaio è una figura che può stanare stessa. questo tipo di problemi, l'agenzia, insomma ci sono diversi metodi per capire questo limite. Il privato sicuramente fa fatica. Esatto. Cioè, il privato non ha gli voglio strumenti dire. adatti per poter andare a capire queste cose qui. Ma Anche tante perché, volte come nemmeno lo dicevamo, sa spesso proprio. l'immobile passa Passa a più mani, a più quindi persone. giustamente uno va a vedere magari l'atto notariale di provenienza precedente. Cioè, si ma perde un po' la storicità, insomma, di quello Esattamente. che c'è alle spalle. Succede spesso? Succede molto più spesso di Sì. quanto non si creda e infatti è una delle prime domande che facciamo, dove però l'interlocutore 99 volte su 100 cade alle nuvole perché non lo sa, Sì. anche perché di solito il passare del tempo annacqua i ricordi, magari non l'ho fatto direttamente io l'operazione, l'ha seguita qualcun altro in famiglia, magari uno semplicemente non lo sa, quindi sì, sono casistiche abbastanza frequenti e sono tutte situazioni però che toccano la maggior parte delle persone che probabilmente ci starà ascoltando in questo Certo. momento, quindi sì, temi che vanno discussi e tante volte un'analisi fa emergere limiti che si possono correggere con delle scritture, con degli accordi, con aspetti semplici. Ultimi 2 minuti per anticipare brevemente quelli che sarà un tema che tratteremo anche nelle prossime puntate, il tema dei mutui, che insomma anche questo l'abbiamo un po' anticipato, però insomma anche questo è un tema quanto mai importante in questo momento in cui appunto si dibatte da questo punto di vista. Tema dei mutui. Beh, allora, per quel che riguarda i finanziamenti, dipende come sempre intanto da che cosa dobbiamo finanziare, perché intanto chi dobbiamo finanziare, se è una persona fisica, se è una società, per l'acquisto di un immobile o che cosa. Nel caso degli immobili, di solito, intanto si parte dalla valutazione dei redditi, capire se una persona è capiente e ha capacità di restituzione del debito, quindi la rata è affrontabile, ci sono dei limiti entro i quali stare, punto 1. Punto 2, bisogna avere anche una capacità di far fronte all'acquisto immobiliare. Ora ci sono finanziamenti anche al 100%, ma magari non tutti vogliono finanziarsi e hanno la capacità di sostenere rate importanti, preferiscono avere rate più contenute perché magari per capacità di reddito non sopporterebbero una rata così alta, ma magari questo comporta l'avere un capitale da parte. Per arrivare a un mutuo è bene prepararsi prima, quindi lo si prende con un po' in anticipo per chi ha intenzione di andare ad acquistare da qui a un po'. Per chi si trova già in questa situazione bisogna capire con la situazione attuale quali sono le soluzioni percorribili. I garanti di solito servono ad estendere il monte reddito, cosa significa? Che se io da solo non riesco a far fronte alla rata posso avere qualcuno che mi aiuta nel far fronte alla rata, ma questo non è sempre la soluzione. Tutti pensano a mio padre, mia madre, lo zio, il nonno mi fa da garante. Attenzione perché ci sono anche dei limiti di età. Faccio un esempio, se mio padre ha 70 anni e mi deve fare da garante, non è che in un mutuo a 20 anni, a 25 anni posso avere Chiaro. un signore di 95 anni ancora a pagare il mutuo. Ci sono delle tabelle insomma, che danno dei limiti e quindi quel garante che io penso di avere, magari dal punto di vista economico lo potrei avere, però in realtà non funziona perché alla fine del mutuo lo autoesclude. Ci sono Tanti aspetti, c'è sempre insomma, un'analisi da fare, ogni pratica necessita di un approfondimento. Noi, ripeto, io resto sempre sul punto, dare serenità alle famiglie sull'affrontare aspetti importanti per la loro vita, la loro struttura familiare in maniera corretta, quindi la gestione del patrimonio, portare a reddito i propri risparmi, acquistare una casa senza vincoli di donazioni piuttosto che un mutuo fatto in maniera corretta che porti tranquillità a una famiglia. È quello il punto, il valore aggiunto che possiamo dare noi, di fatto è questo, siamo forti là di fatto. Certo. Voleva aggiungere qualcosa in chiusura da questo punto di vista, sempre il fatto di affidarsi a dei professionisti che possono curare tanti aspetti che magari non si conoscono e si tralasciano e poi effettivamente hanno delle conseguenze. Allora, nel mio campo appunto immobiliare ci sono purtroppo numerosi ostacoli. Risaputo, è proprio un dato di fatto e di conseguenza per quello nascono anche i professionisti. I professionisti sono fatti proprio apposta per evitare quali possono essere le problematiche, per superare quali possono essere delle tempistiche poi che possono diventare un po' logorroiche. Conosco purtroppo persone che cercano di acquistare casa da anni e quando sento un acquisto da anni diventa anche un po' particolare capire quali possono essere le esigenze perché nel corso del tempo poi sono cambiate
varie situazioni, magari è nato il bambino piuttosto che è cambiato magari anche il posto di lavoro e una serie di cose, quindi è sempre un aggiornamento continuo da fare. Sicuramente affrontato un appuntamento, un incontro dove si va un po' a delineare tutta quanta quale potrebbe essere oggi e anche il domani, può permettere di andare a capire quali possono essere le esigenze attuali e future e prevedere già quale potrebbe essere un immobile adatto alle famiglie. Lo facciamo quotidianamente sia da parte mia quanto anche da parte di tutto quanto il mio staff, quindi è ormai un pane quotidiano che ci sentiamo di dire: se c'è un qualsiasi tipo di bisogno siamo qui per essere a disposizione. Anche perché immagino che le casistiche siano, sì. non si contino più ormai. No. Siamo in chiusura e ringrazio Mauro Schileo, consulente patrimoniale, Grazie. e Omar Grigolo, agente immobiliare, di essere stati con noi e di averci aiutato a fare chiarezza su questi temi importanti, insomma, in cui è bene davvero avere il polso della situazione. Grazie a voi per averci seguito, io vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.